Hanno stazionato per ore all'esterno del cantiere alta velocità fra Canzana di Montebello Vicentino a bordo di un SUV con il quale erano arrivati dalla Lombardia. Non appena il loro obiettivo ha lasciato l'area del cantiere, attraversando il cancello d'ingresso con la propria auto, i tre indagati gli hanno bloccato la strada. Sono scesi dall'auto col volto travisato e brandendo una mazza da baseball hanno aperto lo sportello dell'auto della vittima. Poi 20 secondi di brutale pestaggio. Tutto ripreso dalle telecamere di videosorveglianza ai danni del direttore tecnico della ditta Salcef, azienda impegnata nella progettazione dei cantieri della TAV in Veneto. Brutalità fermata dall'intervento di colleghi e operai che hanno evitato il peggio. Dopo l'estrema violenza, i tre si sono poi allontanati dal cantiere facendo perdere le proprie tracce. L'uomo, 66enne di origini romane, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Arzignano e affidato alle cure dei sanitari che hanno riscontrato lesioni gravissime dalle quali ad oggi ancora non risulta essere guarito. I fatti risalgono al 2 maggio. Di lì è partita la complessa attività di indagine. Oggi i carabinieri del nucleo investigativo di Vicenza hanno eseguito ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP del locale tribunale su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale Berico nei confronti dei tre di 45, 46 e 52 anni, residenti nelle province di Milano e Monza Brianza, tutti con precedenti penali. Uno dei tre arrestati, fra l'altro, era sottoposto all'affidamento in prova ai servizi sociali e non avrebbe potuto lasciare il territorio della Lombardia. Le indagini proseguono per accertare l'esatto movente della spedizione punitiva, intanto è forte lo sconcerto del sindaco per l'episodio. Un episodio grave, devo dire sinceramente anche sconcertante sentire che succedano simili episodi, questo brutale pestaggio nei confronti di questo ingegnere comunque dipendente della Salcef, una società che conosciamo che lavora all'interno dei cantieri della TAV. Posso dire che con soddisfazione ringraziare le forze dell'ordine che a distanza di pochi mesi sono riusciti comunque a risolvere questo brutto episodio.